Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli di questo pomeriggio: è nata Società Stretto di Messina che dovrà realizzare l'opera più green del secolo. Lo ha dichiarato il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini durante un convegno della CISL a Messina parlando del ponte. Lo stesso Salvini poi si è spostato a Catania, dove ha incontrato il neosindaco Trantino. Uno dei principali argomenti affrontati nel colloquio tenutosi a Palazzo degli Elefanti è stato il nodo ferroviario Etneo. Si indaga sull'incidente avvenuto ieri pomeriggio al largo di Punta Castagna tra un aliscafo e una barca a vela che ha causato 3 feriti lievi, tra cui una bambina ancora ricoverati in ospedale. Lo sport con il Palermo che ha ufficialmente prolungato il contratto di Matteo Brunori, attaccante e capitano della squadra, fino al 30 giugno 2027. Il giocatore ha firmato un rinnovo di un anno. Chiudiamo con il meteo. Nella giornata di domani tornerà maggiore stabilità sulla Sicilia centro-occidentale, ancora piogge invece nella parte orientale e centro-settentrionale, per le quali la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.